Quel maledetto venerdì 31 maggio ha sconvolto tutta la comunità e ha devastato 3 famiglie, 2 che hanno riavuto dal fiume Natisone il corpo senza vita delle loro figlie e una che invece aspetta, ancora in preda all'angoscia, quel momento che strappa il cuore dell'abbraccio tra i ragazzi circondati dal Natisone che con impeto cerca di spingerli via. Scandagliando il web, anche grazie alle vostre segnalazioni, siamo in grado di proporre un video da un'angolazione inedita che ci permette di approfondire quanto accaduto in quei momenti concitati. Rispetto al video che è diventato immediatamente virale su tutti i cellulari, in questa angolazione pubblicata dal portale francese Express Français possiamo vedere qualcosa di più. Innanzitutto si evince come il video sia realizzato successivamente nell'arco di tempo che gli inquirenti pare abbiano stimato in 5 minuti di intervento della prima squadra di soccorso. Lo si capisce dal fatto che ci sia una sfera di sole rispetto al precedente, ma anche e soprattutto che ci sia il primo intervento da parte dei vigili del fuoco. Non so se erano 3 o 4, non so. Però avevano 2 imbarcazioni, un canotto giallo, era dove impara un'altra barca dietro. Stavano buttando dentro per operare fuori il soccorso. E naturalmente uno di loro si è buttato dentro, ma ha avuto il cavolo a tornare indietro. Era legato mi sembra, però ha avuto lavoro a tornare indietro. Credimi, era brutto da vedere. Brutto, veramente. Non è facile. Come si vede dal video, proprio un vigile del fuoco, che chi conosce descrive come robusto, alto 1,90 m, si tuffa con il caschetto giallo e legato con una corda per cercare di raggiungere a nuoto i ragazzi. Il perché si debba andare a nuoto ve lo abbiamo spiegato con il letto del fiume vuoto nella giornata di sabato, dal momento che tra l'isolotto e la riva c'è un gran dislivello di profondità. Guardate qui c'è un dislivello abbastanza elevato, parliamo di diversi metri, per cui una volta l'acqua raggiunto questo punto e riempito questo punto, è diventato impossibile per loro raggiungere dall'altra parte la sponda del fiume Natisone e mettersi in salvo. Il vigile del fuoco non riesce, nonostante la vigoria fisica, ad avere la meglio della fortissima corrente, tanto da fermarsi per forza di cose, nemmeno a metà strada per non rischiare la sua di vita tra la riva e la colonna umana formata dai ragazzi, aggrappati strenuamente alla loro vita. Da terra la prima squadra di soccorso ha poi cercato di fornire delle corde, come poi successo dall'alto del Ponte Romano, quando la situazione era già forse degenerata. Quando si è sgretolata la colonna che avevano fatto loro, il ragazzo è praticamente si è lasciato andare, ha visto le funi, tentava di beccare le funi, è passato a intanto. La seconda ragazza uguale, ma l'altra andava verso di là, sì. E le fronde, si vedevano le fronde dall'acqua, ha detto forse quella arriva là, si becca e si trattiene là e va tutto bene. Invece si è girata e poi la corrente l'ha tirata anche lei. I ragazzi, stretti l'un l'altro, hanno provato a resistere fino all'arrivo delle ulteriori squadre di soccorso, ma farlo con un livello d'acqua così alto, con il fondale scivoloso e presumibilmente anche con i colpi ripetuti alle gambe da parte di sassi e altro materiale dal fondale del Natisone, si sono arresi, sciogliendo la colonna umana, come si vede nel video inedito che proponiamo. Il momento in cui la forza della natura e la violenza dell'acqua alla meglio su di loro, e una volta persa l'occasione per nulla semplice di aggrapparsi alle corde tese dal ponte, per i ragazzi poi non c'è stato nulla da fare, con Patrizia e Bianca restituite dal fiume e Christian che viene ancora ricercato giorno e notte.